A Venezia si ripete l'esperienza delle zone rosse. Padova invece, dopo 2 sperimentazioni, conclude l'esperienza con dati però in entrambe le situazioni molto positivi. A Venezia, tra centro storico e le altre aree rosse di Chioggia e Jesolo, sono state 7.000 le persone controllate e 27 gli ordini di allontanamento. Esperienza che i sindaci del litorale si augurano possa continuare anche per il periodo estivo. A Padova i controlli sono stati quasi 20.000 e una cinquantina gli ordini di allontanamento in città. Apprezzate dai cittadini, la zona rossa però hanno diviso la politica, così ora l'amministrazione comunale euganea, da sempre contraria, plaude alla conclusione della sperimentazione. Ringrazia invece prefetto e forze dell'ordine e il sottosegretario all'interno, il padovano Andrea Ostellari. La zona rossa ha funzionato e i cittadini hanno apprezzato i risultati raggiunti. Valuteremo ovviamente l'evolversi della situazione, ma l'attenzione rimane massima e ringraziamo il prefetto per aver disposto un maggior controllo sulle piazze e zone ad alto impatto su Portello e Arcella.